Lunedì 28 febbraio è stato inaugurato il Centro Federale Territoriale della FIGC presso i campi di Sarodia a Oristano, uno dei poli territoriali d'eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra 12 e 14 anni. Si parte contemporaneamente al primo Centro Federale Territoriale di Firenze, oltre che a Udine e Bari, le altre città pilota del progetto. Il programma è stato voluto fortemente dal settore giovanile scolastico, coordinato in Sardegna da Mauro Marras, con il prezioso supporto del Comitato regionale sardo, presieduto da Andrea Del Pin. Si tratta di attività tecnico-formative targate FIGC, gruppi composti da 25 ragazzi e ragazze, individuati dai tecnici della federazione, in sinergia con le società non professionistiche. Hanno l'occasione di partecipare a un programma di attività settimanale ogni lunedì. Nella sala convegni dell'Osterodia hanno presentato il programma i relatori Michele Uva, direttore generale della FIGC, Guido Tendas, sindaco di Oristano, Andrea Del Pin, presidente del Comitato regionale Sardegna, Mauro Marras, coordinatore del settore giovanile scolastico della Sardegna, Claudio Affidino, assessore regionale alla cultura e allo sport, e Gianfranco Fara, presidente regionale del CONI. Si tratta del più grande investimento della Federcalcio dai tempi della costruzione del centro tecnico di Coverciano nel 1959. La novità di questo approccio sta nel fatto che per la prima volta si punta anche all'universo femminile, per cercare di chiudere il gap che separa l'Italia dal resto del mondo calcistico. Ha una durata stagionale di 9 mesi, con 100 ragazzi e ragazze per ogni centro, che saranno forniti di un kit di abbigliamento federale. Ogni centro sarà il punto di riferimento di circa 40 società del territorio. Il piano federale prevede in Italia il coinvolgimento di 1200 tecnici qualificati, 10.000 arbitri, 200 dirigenti, 30.000 ore di lavoro sul campo. In quest'anno calcistico si va avanti fino a giugno. Dal prossimo anno l'attività comincerà a settembre.